Non è andato proprio a finire come volevamo. Buonasera, benvenuti a Rugby House. Una settimana di pausa dopo un derby veramente incredibile, botta risposta, finale thrilling che ha lasciato tutti un po' così, con la mano in bocca, un 34 pari, un pareggio all'ultimo istante che ha premiato l'Argos Petrarca Padova, ma che non ha fatto demeritare ovviamente la bella prestazione della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Questo weekend, quindi fra 2 giorni, si ricomincia con il campionato, o meglio, 3 giorni, perché si gioca domenica, non sabato, domenica 28 ottobre alle 15 in casa contro i Medici. Ne parleremo oggi dei nostri ospiti, il man of the match della sfida col Petrarca, Marcello Angelini. Ciao Marcello, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. E abbiamo anche l'onore di avere con noi Paolo Gozzoni. Ciao Paolo, benvenuto. Grazie a voi. Allora, Marcello, tua prima stagione a Rovigo. Sì, è la mia prima stagione. Arrivi, derby, man of the match, compleanno, di più cosa volevi? Dimmi un po'. E niente, più di questo proprio non potevo volere niente. Sì, è la prima stagione, diciamo che è iniziata con il piede giusto. E a parte un piccolo infortunio che c'è stato dopo la prima partita di campionato che mi ha tenuto fuori dal campo per un mesetto, un'operazione del setto nasale, però dai, sono rientrato e sono abbastanza contento della partita giocata contro Petrarca nella prima di Coppa Europa. Tu sai che almeno il 90% dei bambini che iniziano a giocare a rugby a Rovigo avrebbero voluto fare un compleanno come il tuo. Sono contento, spero, glielo auguro con tutto il bene del mondo. Tra l'altro, Marcello, tu eri in forte dubbio nel prepartita, cioè non eri certissimo di giocare. Non era tanto il dubbio di giocare, ma era più una scelta con i dottori, perché in realtà avrei avuto una settimana in più di recupero, però alla fine abbiamo deciso di mettermi in campo e le cose sono andate bene. Quindi grazie dottori, grazie insomma a questa forza di volontà. Paolo, Marcello è una bella sorpresa di questa stagione. Sì, è stata veramente una bella sorpresa. Non abbiamo neanche fatto fatica in sala stampa ad attribuire il premio a lui. Speravamo ovviamente che il Rovigo potesse portare a termine vincendo la partita, però è andata così. Servirà di lezione. E lui è stato veramente una bella novità. Ecco, entrando un po' nel merito del match, sono stati insomma dei sali e scendi, una sorta di rincorsa, ripartenza, siamo inseguiti un po' tutta la partita e poi insomma quando sembrava che tutto andasse per il meglio c'è stato il lampo finale del Petrarca che insomma detta come va detta ha dimostrato grande concentrazione e la capacità di portare a casa ogni minimo sbaglio avversario. Innanzitutto ringrazio per il premio, anche se c'è da dire che anche altri giocatori l'avrebbero meritato, insomma ci sono state molte prestazioni di alto livello e di questo siamo contenti sia da parte nostra che da parte loro. È stata una partita bella da giocare e penso anche bella da vedere per tutti gli spettatori che credo si siano divertiti. Per quanto riguarda il punteggio, sì, è stato tirato, siamo sempre stati un po' su noi, un po' su loro. Poi all'ultimo, come detto prima, quando tutto sembrava che andasse per il meglio, è proprio là che siamo scesi di concentrazione e purtroppo abbiamo pareggiato la partita. Bravi loro perché non hanno mollato mai, ogni volta che entravano nei 22 sono andati fuori con dei punti e ci hanno fatto male sempre e quando potevano hanno portato via punti. Quindi complimenti a loro e complimenti a noi che comunque abbiamo fatto la nostra bella partita. È un punto di partenza, sicuramente non è un punto di arrivo, il campionato è lungo e vedremo come andranno le cose. Paolo, cosa ci lascia questa partita? Allora, ci lascia secondo me di positivo che rispetto alla prestazione di campionato a Padova, dove Rovigo non ha fatto neanche un punto e ne ha presi 16 contro, la squadra io l'ho vista anche qua, quando abbiamo commentato con Umberto Casellato, l'ho vista in crescita. Purtroppo alcuni errori individuali hanno alla fine penalizzato il risultato finale, perché se Rovigo avesse vinto non avrebbe rubato assolutamente nulla. Vedo un trend positivo della squadra, i giovani mi sembra si stiano integrando bene perché è un bel gruppo di giovani questo. Ecco,
è inevitabile, insomma, che dobbiamo toccare un paio di tasti su questa partita. Lo faccio principalmente con te, Paolo, perché comunque Marcello è giovane, il primo anno a Rovigo, serve un po' di pelo sullo stomaco per gestire certi concetti. Si è parlato molto nel post partita, della conferenza stampa, di tutta la gestione che c'è stato. Ecco, in breve, è un caso, è un qualcosa che fa parte del gioco, come l'analizzeresti? Allora, ieri questo aspetto della conferenza stampa lo abbiamo commentato anche, ovviamente non riferisco le parole perché non è presente con Massimo Brunello perché è venuto a vedere il debutto in casa del Badia in Serie A ieri. È stata una conferenza stampa a sorpresa. Non mi ha particolarmente impressionato. Umberto Casellato ha fatto uno sfogo, lo ha fatto con la sua solita sincerità, perché quello che deve dire lo dice subito, ma ha detto che ci saranno degli strascichi anche più avanti, non è finita qua e quindi vedremo cosa avrà da dire prossimamente. Penso che, come si dice, gli obiettivi verranno puntualizzati meglio nelle prossime puntate, da quello che ho intuito. Potrei anche sbagliarmi. Quindi, insomma, come si direbbe in inglese, cioè, the best is yet to come, cioè nel senso deve ancora arrivare. Certo, non è finita qua. Bene, Marcello, tu arrivi da un'esperienza ovviamente di Serie A, abbiamo parlato anche con Francesco Rossi nella puntata precedente, è tanto il salto? L'hai sentito meno? Ti aspettavi giocare così tanto? Allora, il salto è sicuramente alto perché c'è tanta differenza tra la Serie A e il livello di eccellenza. E posso dire però che ero un po' abituato perché avevo già fatto un'esperienza in eccellenza appunto sempre con l'Aquila e comunque le varie nazionali e accademie. Quindi diciamo non sono arrivato proprio così sprovveduto. Esatto. E no, sinceramente non mi aspettavo di giocare così tanto ed è proprio il motivo per cui inizialmente neanche volevo venire a Rovigo. Quando ho ricevuto la prima offerta ci ho pensato tanto e dentro di me ho detto che vado a fare, tanto non giocherò mai, cioè io lì non sono del livello adatto, non me la sento, tipo così. Poi ci ho ripensato, ho deciso ok, andiamo, faccio un'esperienza e niente, è andata come è andata. Sono stato fortunato a trovare spazio e vediamo come andrà più avanti. Il fatto ci fosse anche Francesco è contato molto in questa tua scelta? Sì e no, perché quando io ho deciso di venire lui ancora era indeciso, quindi ci sono stati 2 momenti in cui abbiamo firmato il contratto differenti. Però comunque anche grazie a lui l'impatto è stato molto più leggero, anche perché ci conosciamo da anni ormai, quindi ci troviamo bene insieme. Tornando alla partita, Paolo ci ha raccontato un po' i suoi feedback nel post partita, dentro lo spogliatoio. Dentro lo spogliatoio c'era un po' un'aria tesa, ma è normale, comunque rientri in uno spogliatoio dopo un pareggio all'ultimo minuto, quindi con l'amaro in bocca e niente. È andata così, c'era un po' un'aria tesa. Quindi meglio golf, voglio dire, no? Durante la settimana, perché i ragazzi hanno fatto team building, hanno passato un po' di tempo assieme, È stata una giornata di svago per stare appunto insieme, che ci voleva dopo. Quindi, diciamo che è stata smaltita nei giorni successivi, questa cosa? Diciamo di sì, dai, l'abbiamo smaltita abbastanza bene, anche se comunque oggi che siamo tornati in campo sapendo che domenica abbiamo una partita, comunque abbiamo ritrovato l'attenzione giusta e Umberto era contento di questo, diciamo che ci abbia fatto un bel allenamento. Ora chiudiamo il capitolo Continental Shield andando a rivedere gli highlights della sfida con l'Argos Petrarca Padova, poi rientriamo in trasmissione perché domenica si gioca contro i Medicei. Sono entrate le squadre in campo in questo momento con l'Argos Petrarca Padova ad aprire questo momento e la flip-flop dei bersaglieri. Mantenere il regolamento 2 pacchetti questa volta da una posizione veramente facile, adesso non vorrei portare sfortuna, però non l'hai portata. Lamaro pronto a strappare, Saccardo, Niber prova a mettere le mani ma arriva prima il capitano del Petrarca. Riera, seconda linea attacca con Benito Ippolito, riesce a fare il buco Benito Ippolito, setup centrale al limite dei 22, ancora Riera, prova lui ad andare oltre, passaggio in avanti, qua è stato bravo Piva
in realtà tutto regolare, c'è la meta del Petrarca, probabilmente prende la rincorsa Menniti Ippolito sulle bandierine, Petrarca avanti 7-3, il cecchino padovano si accinge all'esecuzione diretta nell'H. Niber primo blocco, la costruzione del drive da parte della Family CZ Rugby Rovigo Delta, una buona difesa da parte del Petrarca. Rovigo resta in piedi però, trova un buon avanzamento con Matteo Ferro, davanti a lui De Masi e Conforti, vantaggio per Rovigo. Il pick and go di Niber non è vincente, Rovigo che si deve ristrutturare, provano lì vicino al punto di incontro giocatori rossoblu, un loop, Cicchinelli, Piva, Angelini, la corsa di Angelini, la meta di Marcello Angelini, validare la meta di Angelini, esteticamente non bellissimo però molto efficace. Al contest Ferro, ricacciato indietro, ottima la pulizia del Petrarca, Francescato, il drop di Menniti Ippolito, Buono. che sembra buono. È lo stesso Viana a prendere l'ovale, scende la costruzione del drive da parte dei giocatori di casa che provano a impensierire il Petrarca Padova. È buona difesa però del Petrarca in questo momento, si deve riorganizzare, Rovigo c'è il primo stop ma c'è anche un buon avanzamento, adesso lo deve giocare questo pallone, Piva lo fa su Chillon, l'inserimento di Denis Mestorovic, gli scoppia l'ovale ma indietro per cui Chillon la può gestire ancora, arriva lo stesso Piva per un'altra fase, cerca però copertura e protezione per cui Matteo Canali sarà lui il responsabile di questo possesso rossoblu. Nico D'Amico sostenuto da Gianmarco Viana, il pilone bolognese fa buona strada, porta in avanzamento la propria squadra, David Odiete stretta per la corsa di Angelini, non riesce ad allargarla per Andrea Visentina, va a contestare subito il Petrarca ma il pallone è ancora rossoblu con lo stesso Piva, esce dall'area di placcaggio di Trotta, Gabriele Cicchinelli, ancora Rovigo avanti, Gianmarco Viano, lo step riesce ad eludere due placcaggi, intanto Rovigo, attenzione Chillona, riesce a trovare l'interno di Lamaro, ha fintato il passaggio, poi è partito lui, persa indietro da parte del Rovigo, ci provano ancora con gli avanti i giocatori di Umberto Casellato. Petrarca in 14, c'è Giodi Rossetto che ha un problema a terra sull'out di destra, Visentina la chiama con gli avanti però a incornate, provano a far spazio i bersaglieri dentro l'area di meta petrarchina, manca pochissimo, la chiamano fuori sia Barion che Visentina, non sembrano sentire voci i giocatori del Rovigo ma arriva alla meta rosso-blu, Pack rosso-blu. la trasformazione di Alberto Chillona sulle bandierine allunga Rovigo. Saccardo, attenzione con lo stesso Borea mi sembra di vedere, palla lenta, Trotta la muove per Saccardo sostenuto da Lamaro, vediamo se Rovigo riesce a frapporsi tra pallone e terreno, la palla è ancora giocabile, si può puntare anche il palo, però stavolta c'è la meta del Petrarca. Il gioco, ripartire, ha provato a giocare sul rimpallo, si crea un turnover, il Petrarca proprio da questa attenzione continua, questo cinismo che i giocatori hanno nel portare avanti il pallone e nell'essere bravi ad approfittare di tutte le situazioni. Alberto Chillon prende la rincorsa, la potenza sembra buona, la Quaglio dice Monberg e Pavesi. 58esimo qui allo stadio Mario Battaglini, ancora è buono l'ingaggio da parte del Rovigo, c'è un avanzamento da parte del PAC. Alberto Chillon, la sua rincorsa potrebbe essere buona sulle bandierine, palla lenta, Edo Lubian, c'è il sostegno di David Odiete, riesce a stare in piedi Odiete, la velocità di David Odiete, serve il sostegno, grande Veronica del numero 11 rossoblu, la corsa, reattività dell'utility back Rodicino, Bariona, seconda linea d'attacco, Chillon per Denis Mestorovic, Angelini, finta lui, prova ad andare, Riera lo mette giù, va a contendere. Il 12 non rotola. Sì. Il tabellino rosso-blu, parte Chillon al piede, Va. bene indirizzato. Il suo diretto avversario, appunto, gioco di parole. Gerosa alla presa, subito tutti dentro per il Petrarca, è pronto anche
Scopa ad entrare, desiste, ma il pack del Petrarca sta avendo la meglio su quello rossoblu. C'è il primo stop, sarà costretto a giocare Francescato se si ferma, ma non si ferma il Petrarca che va in meta. Di un drop al termine del primo tempo. Parte Menniti, infila l'H, Piva introduce. Sinistro del Petrarca sta tirando Cedono giù. da questo lato, la palla però è giocabile. Chillon, Angelini, prova lui a rompere la linea, il sostegno di Denis Majstorovic è buono per David Odiete, non riesce ad alimentare la corsa di Barione Visentin, però ancora Rovigo con Thor Alvorsen. Mamma cosa ha fatto l'Amaro, è andato sì. a prendere i lacci delle scarpe di Alvorsen che aveva già visto un corridoio per lui, grande placaggio di sto ragazzo. Sì. Rovigo, Chillon, Majstorovic per Angelini, va a puntare, c'è un mismatch, grande offload, vediamo se la meta è Rovigo, meta del Rovigo. Esatto, una presenza incredibile da parte di Laura, e poi ovviamente Angelini ha fatto un numero straordinario. La presa di Gerosa, subito persa la palla per il Turnover. Petrarca. Chillon la liberazione, Ben fatto, via. sì. Giustamente, intelligentemente spedisce il Petrarca in una zona del campo dove ovviamente deve faticare molto per poter risalire il campo. È subito la pressione su Menniti Ippolito da parte di Edo Lubian. Rovigo tenta di contestare e ci riesce con questo tenuto. Però non puoi non menzionare Edo Lubian. Certo, Chillon infila l'H, Grigolon pronto a strappare, Gerosa alla presa, il drive del Petrarca che prova a impensierire l'argine rosso-blu, sta andando il drive del Petrarca con grande veemenza, c'è la meta del Petrarca. Della cassaforte la loro... Parte Menniti La Ippolito, loro- infila l'H, c'è il pareggio sullo stadio Mario Battaglini tra Argos, Petrarca Padova e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Top 12 che riapre le porte domenica alle 15 qui allo stadio Mario Battaglini contro i Medicei, insomma tantissimi motivi di interesse riguardo i Medicei, ex giocatori, allenatori con particolare feeling con o contro di noi, che altro mettere? Tra l'altro una promozione molto interessante che riguarda gli abbonati, si chiama Porto un amico, per cui in prevendita ogni abbonato avrà diritto a un biglietto extra al 50%, per cui ogni abbonato potrà acquistare un biglietto in più al costo di 6 euro, un modo per ovviamente spingere la gente a venire allo stadio, godersi la partita, godersi il terzo tempo e condividere questo grande spettacolo che è il rugby. Marcello, Medicei, nuovo obiettivo, ovviamente proseguire il trend positivo delle ultime settimane. Sì, sicuramente la partita con i Medicei ha appunto l'obiettivo di portarla a casa e iniziare quest'altra scalata di 4 partite consecutive nel migliore dei modi. E non pensiamo alle altre perché sennò andiamo troppo lunghi coi tempi, ma facciamo step by step fino alla prossima pausa che sarà fra un mese. E abbiamo iniziato a preparare la partita con i Medicei e lavoriamo come abbiamo sempre fatto, siamo pronti per andare in campo e speriamo che vada bene. Insomma, al torneo a Badia abbiamo avuto delle piccole difficoltà, ma non abbiamo paura. Ecco, da questi primi giorni, definiamolo così, di preparazione, quali sono i focus che vi siete dati o che avete evidenziato della squadra di Pasquale Presutti? Beh, abbiamo sicuramente fatto il video loro, abbiamo trovato un piano di gioco che è diverso di domenica in domenica, di sabato in sabato, anzi. Come sanno anche i giornalisti, perché questa la Umberto giochiamo gliel'ha di domenica, ma ogni settimana facciamo un piano di gioco diverso, appunto, come diceva Umberto. E la settimana è andata abbastanza bene, quindi siamo pronti per giocare. Ecco, Paolo, tu mentre passavano gli highlights dicevi i Medicei di Pasqualone, quindi no? Pasqualone, sì. È sempre Pasquale Presutti, qua a Rovigo crea sempre difficoltà, è indimenticabile quella finale di Coppa Italia, persa proprio con una meta di Guido Barion che adesso gioca qui, insomma, è tornato a casa. Lui è uno stratega non da poco nel mondo del rugby, anzi credo sia uno dei più stimati. E poi aggiungiamoci insomma che il vice di Pasquale Presutti è Stefan Basson, il più longevo straniero a Rovigo.
che il capitano dei Medici era il compagno di culla del nostro capitano, per cui sono Matteo Maran e Matteo Ferro. Se ne parla un po' negli spogliatoi di queste cose o poco? Poco, più scherzando che sul serio. Alla fine la maggior parte delle volte che andiamo in campo conosciamo i nostri avversari anche come amici, quindi diciamo fuori se ne parla poco, poi una volta che siamo in campo siamo tutti nemici. Sì, poi tra l'altro sono talmente persone vicine, mettiamoci Killer Lubian dentro, sono persone talmente vicine all'ambiente, cioè, passate, sono un po' figli nostri da certi aspetti che anche poi magari ai terzi tempi o in giro ci si vede, ci si sta insieme, no? Sì, Quindi, sì, esatto. no, Paolo, però questi incroci noi potremmo definire una sorta di gemelli diversi, perché se analizzi c'è Jovan Nicker, Stefan Basson, Matteo Ferro, Matteo Maran e i due Lubian. Ma sì, c'è un mondo che si mescola anche domenica prossima. Beh, insomma, il mondo del rugby, anche questo, poi lo si fa sempre con grande classe. Quando noi intervistiamo Pasquale Presutti, questo non dice mai di no. E poi dà notizie, non è uno superficiale, è molto conciso nelle sue cose, però offre informazione, insomma. E chi lavora nel mondo dell'informazione, la miglior cosa è ricevere informazioni dalle persone che sta intervistando. Ecco, parlavi prima del torneo Trofeo Pedrini a Badia, che avete già affrontato i Medici, è una partita, ovviamente Pedrini ha un format particolare perché sono 40 minuti, è un pre-season, è difficile, però insomma... Sì, appunto, sono partite da 40 minuti, se non sbaglio, 3 partite in cui tra una partita e l'altra stai anche fermo mezz'ora e quindi diciamo che è difficile prenderla come punto di riferimento. Però comunque ci hanno messo in difficoltà, quindi è un allarme questo qua. Però, ripeto, abbiamo preparato la settimana abbastanza bene e vediamo come andranno le cose domenica, siamo pronti. Mi dici Paolo che forse non stanno performando come ci si aspettava. Sì, questo è vero. Pensavo che al secondo anno nella massima serie di vedere qualcosa di più e invece no. Tra l'altro hanno avuto acquisti importanti come l'ex Andrea De Marchi, il pilone che qui ha giocato, ex Zebre, Minto, voglio dire, direttamente alla nazionale della Benetton, per cui c'è ancora un ingranaggio che non sta andando alla grande. Che partita ti aspetti tu qui a Rovigo, Paolo? Ma mi aspetto una partita combattuta bene, leale, forte. E domenica scorsa a Badia Umberto Casellato l'ho visto preoccupato e quindi immagino che preparerà al massimo la partita come se fosse un derby, perché di fatto è diventato una sorta di derby questo. Ah certo, sono tanti gli incastri, non solo personali. Secondo te quale sarà la chiave del match, Marcello? Purtroppo è difficile dare una previsione di come sarà un match, perché le partite di rugby sono sempre una sorpresa, non si sa mai finché non fischia l'arbitro l'80°. Quindi non ti so dire quale sarà la chiave o come andranno le cose. Sicuramente sarà una bella partita combattuta e spero che ci divertiremo, uscirà del buon rugby, tutto qua. Ecco, tanto tu hai forse un conto un po' in sospeso qui, mi dici, no? Sì, diciamo di sì, una finale persa 2 anni fa di Serie A. Ecco, che pesa molto, penso anche. Pesa soprattutto per me che, essendo aquilano, volevo riportare, diciamo, la mia squadra in eccellenza e mi ha fatto male quella finale. Però dai, è passata anche quella e torniamo in campo. Ecco, so che Paolo aveva un paio di riflessioni da porti riguardo proprio la tua origine, insomma, aquilana. Sì, oggi sì, ho letto qualcosa sull'Aquila, no? Il saluto che ha dato la società al termine del campionato 2017-2018. È stata una bella avventura. Come hai vissuto questo trapasso dalla massima serie alla Serie A e adesso una società che sta recuperando, magari con fatica, ma sta recuperando? Allora, sicuramente non è stato facile passare questi ultimi anni all'Aquila, però posso dire che avendo Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio, che forse conoscerete anche come allenatori, diciamo che il livello è sempre stato, diciamo, non alto, però cercavano di alzare sempre, tra virgolette, l'asticella, quindi non mi è mai pesato molto andare al campo a fare allenamento oppure giocare con l'Aquila. Era un bel gruppo, sicuramente si è formato un gruppo fantastico
come d'altronde si forma in molte società, però si è formato veramente un gruppo solido e stretto. E purtroppo poi le cose non sono andate come volevamo, un po' per colpa della società, un po' per colpa della città, non possiamo dare colpe, diciamo, a nessuno, però diciamo che è un peccato buttare anni e anni di storia come quella dell'Aquila così con 2 anni, diciamo, perché dopo la retrocessione in Serie A ci sono stati tanti problemi che hanno portato appunto al fallimento, e adesso a questa nuova società a cui auguro un grande in bocca al lupo e spero che le cose vadano bene. E niente, vediamo come reagiranno appunto. Ecco, quanto questa nuova società rappresenta l'Aquila? Cioè, nel senso, vestire quei colori sono gli stessi da adesso? Sì e no, nel senso che adesso è l'unica squadra che è rimasta in città, quindi sicuramente sarà il pilastro principale, anche perché si è fusa con quella che era la Gran Sasso, che era appunto la seconda realtà con cui non città. correva un sangue stupendo. Tra le società, tra noi giocatori invece Ok, no, perché perfetto. comunque ci conosciamo tutti. Certo. E appunto perché noi giocatori ci conosciamo tutti, ritrovarsi in una squadra tutti insieme ha fatto anche tanto, quindi non so, credo che vivranno una bella annata, e sotto il punto di vista rugbyistico però non so come andranno le cose. In realtà non sto neanche seguendo le prime 2 giornate, credo le abbiano perse tutte e 2, però insomma c'è tanto da lavorare anche lì. Il fatto che tu non lo segua mi dà da pensare. È come non voler alzare il coperchio e non vedere dentro, è meglio lasciar stare per non farsi male. Esatto, sì. Vedi, sono sentimenti che comunque Andare profondi. via mi ha fatto male, perché era comunque la mia città e mi metto nei panni di un giocatore qui a Rovigo che si sente proprio parte. Sono contento che io da quando sono arrivato mi sento anche io parte della squadra, perché è un ambiente bellissimo, però comunque la tua città è sempre la tua città, e quindi da quando sono andato via non dico che ho cambiato, però è stato meglio tagliare un po' i esatto, ponti. preferisco tagliare. Paolo, Ti chiedo una cosa, rinfrescami la memoria. Nella semifinale del campionato di Serie A 16-17, Quella sì, nostra confidenza. voi avete battuto il Valsugana nella finale di ritorno per mezzo del pilone che non ricordo più il nome, ma domenica forse te lo ritrovi come avversario, perché Pasquale Presutti poi se l'è preso con i Medicei, è vero? Sì, il pilone argentino. Bravo, un po' tanto robusto, è vero? Sì, quella è stata una partita un po' particolare in realtà, perché siamo arrivati a Valsugana un po' forse con la consapevolezza di vincere, entrati in campo ci hanno, posso dire, veramente distrutto. È finito il primo tempo, mi sembra eravamo sotto di 24 punti se non sbaglio, e poi siamo rientrati il secondo tempo invece che abbiamo ribaltato completamente la partita, e quindi siamo arrivati in finale. E Pasquale sì, quell'anno lì in cui sono saliti ha chiamato molti giocatori dell'Aquila, anche me, e sì, ne ha presi un sacco, tra cui il pilone, che ritroveremo domenica, penso. Sì. Lo hai ritrovato a Badia, al Pedrini, il tuo ex compagno di squadra, o non c'era? Non c'era perché ha avuto un'operazione, mi sembra, alle vertebre del collo, non mi ricordo. ok, facciamo una cosa, andiamo a ascoltare i rumors che arrivano dagli altri campi del top 12, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Lazio-Calvisano è sicuramente una delle partite più interessanti di questa giornata di top 12. I biancocelesti continuano ad essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, incredibili, solidi, forti e in grado di mettere in difficoltà chiunque tra le mura amiche dell'acqua acetosa, più fragili e meno concreti invece lontano da Roma, come hanno dimostrato anche i match di Coppa Italia di questi ultimi 15 giorni. Basterà la solidità tra le mura amiche alla Lazio per trovare la salvezza a fine stagione? Non lo so, ma di certo è necessaria. Fondamentale sarà in futuro per la squadra di Montella raccimolare punti anche lontano dal prato dell'acqua acetosa, visto anche l'atteggiamento che stanno avendo le altre squadre che fanno lo stesso campionato. Come detto, arriva il Calvisano, veramente una sfida difficile per la squadra biancoceleste, che deve però cercare di portare a casa almeno un punto, che sarebbe fondamentale per il proseguio di questo campionato.
No, di vedere la Lafayette così giù in classifica alla vigilia del quinto turno proprio non ci pensava nessuno all'inizio della stagione. Un mercato importante dopo i saluti di gente del calibro di Viana, Ambrosini, Van Vuren e Van Zyl aveva tranquillizzato l'ambiente e l'arrivo di un tecnico preparato e di carisma assoluto come Craig Green comunque lasciava tra gli addetti ai lavori la sensazione di un gruppo costruito per competere tra i primi con quel maledetto quarto posto continuamente sfiorato negli ultimi 3 anni, concretamente a portata di mano. Nulla di compromesso, sia chiaro, ma gli 8 punti fin qui rimediati con le 2 vittorie e le 2 sconfitte sono davvero troppo poco per non avere la pelle sollevata in attesa del derby contro la capolista Padova di domenica pomeriggio. Il vero Sandonà è quello lucido, cinico e vincente, visto all'Opera a fine settembre contro Calvisano, con i bresciani usciti sconfitti dal match del Pacifici, o quelli miseramente crollati a Roma contro la Lazio solo una settimana dopo. Dopo le 2 uscite di Coppa Italia, una sconfitta ed un pareggio che di fatto hanno già pregiudicato il passaggio del turno, c'è assoluta necessità di tornare in campo con una performance solida, di carattere, preferibilmente condita da una vittoria pesante. Ma un po' per l'avversario, un po' per il particolare momento in casa biancoceleste, non è nemmeno questo il punto principale della questione. Green è uomo di campo vero, come solo uno che vince il mondiale con gli All Blacks può saper essere. In pochi sanno tenere in mano uno spogliatoio come lui, e su questo la base per la costruzione di una personalità nuova da parte della squadra poggia stabilmente. I nuovi arrivati, Jack in terza linea e Tuara in prima, stanno progressivamente inserendosi nei meccanismi di gioco, avendo già mostrato qualità tecniche e fisiche che alla lunga certamente produrranno quanto atteso. Idem con i sudafricani Stender in seconda e Owen ad estremo. Ma ora il momento è importante e tutto il gruppo dovrà tirar fuori qualità e quantità contro l'avversario peggiore da incontrare in questo momento. L'attesa è per una partita da Sandonà, di quelle dove umiltà e voglia di vincere parlano la stessa lingua, dove ogni singolo lavora per il collettivo. Si va in campo alle 15 e dopo quello del Calvisano tutti in tribuna sperano di tenersi in casa anche lo scalpo petrarchino. Ultime parti di Rugby House prima della partita contro i Medici, domenica alle 15 con lo stadio Mario Battaglini. Vi ricordiamo, porta un amico, operazione riservata a tutti gli abbonati hanno la possibilità di acquistare un biglietto extra al costo di 6 euro, quindi al 50% del costo normale, classico. Parlavamo di giovani, prima Paolo con te ha parlato di giovani, la tua esperienza, Gran Sasso, non Gran Sasso, Medici, Valsugana, bla bla bla, però sei in un gruppo pieno di giovani ancora. Sì, sono arrivato in un gruppo pieno di giovani, molti già li conoscevo, Leo Mantelli, Pavesi, Cioffi, qualcuno con le accademie, qualcuno nel giro delle nazionali, quindi sono arrivato che già qualcuno conoscevo. Però ho conosciuto anche tanti altri giocatori, ho visto che l'età media è veramente bassa, non so se 23-24 anni, questo forse lo sapete. So che Paolo vuole approfondire questo concetto. Vuoi presentarci il tuo ex compagno di squadra, attuale compagno qui a Rovigo, Francesco Rossi? Ce lo presenti? Beh, è stato anche qua, quindi gli spettatori già lo conoscono. Ma è vero che è un gran cuoco? Sì, è molto bravo. Ecco, questo mi era mancata. Sapevo che lui fa da mangiare, perché in appartamento sei tu? Sì, è in appartamento con me e Gianmarco Piva. Ah, ecco, Piva forse me l'aveva detto. No, è veramente un gran cuoco, la domenica fa bei pranzetti, poi durante la settimana ovviamente mangiamo bene. E quindi Paolo ti chiedeva appunto di presentarci un po' Francesco, insomma. Le qualità di Francesco. Vabbè, l'abbiamo visto giocare tutti, si sta mettendo in mostra, è un ottimo giocatore, ha ancora tanta strada da fare davanti, ma tanta voglia di crescere, quindi spero che farà bene e credo in lui. Allora, sai che io sono di Badia Polesine, per cui mi piace ogni tanto, come ho fatto all'ultima partita con Umberto Casellato, ho chiesto notizie di Thomas Parolo, ma hai avuto a fianco, non l'ultima partita, Luca Borin. Come lo vedi Luca Borin? Luca è un ottimo giocatore, mo è stato anche al raduno con la nazionale Under 20 e gli faccio i complimenti e in mezzo al campo mi ci trovo abbastanza bene. Lui è, fra l'altro è un 2000, insomma, Thomas sì, Parolo è 2000. È un 99. Lui è anche Vicentin nel 2000. Andrea, sì. Sì, è un gruppo veramente di giovani, ce ne stanno tanti, anche Vecchini, Filippo Pippo, Cadorini. E siamo tanti giovani e abbiamo fatto un bel gruppo e per adesso pare che vanno le cose. Ecco, allora io voglio entrare un po' più in casa tua, perché mi sto immaginando l'appartamento. Marcello, Gianmarco Piva
e Francesco Rossi. Com'è che si può andare d'accordo lì? No, andiamo molto d'accordo. Allora, Francesco Vanno fa da bene. mangiare e lì ci siamo. Sì. Gianmarco? Marcello pulisce i Marcello piatti. pulisce. I piatti. Questa è una buona componente. E Gianmarco? E Gianmarco pulisce casa. No, dai, ci alterniamo Sì. tanto, sì, ognuno fa qualcosa e in fondo in tre c'è sempre qualcosa da fare, cioè teniamo tutto quanto sotto controllo, insomma. Ma le lavatrici ognuno si fa la sua? No, facciamo tutti insieme, andiamo veramente d'accordo. Sì, stiamo bene. Poi ai pranzi andiamo sempre da Mino. Mino, quindi è un piccio in meno. E, Quindi il stiamo problema è la bene. sera. Il problema è la sera, rientri a casa stanco, però si va avanti. Poi Francesco vede che si rilassa a cucinare. Sì, gli piace, cioè lui si mette là davanti ai fornelli e cucina. No, per me è infattibile, cioè io odio cucinare, però lui si rilassa, infatti facciamolo fare a lui, è meglio. E stirate tutti e tre? Quando capita, sì. Quindi mai? No, stiriamo, quando c'è da stirare camicie e cose varie stiriamo. Beh, sono belle esperienze però Paolo. Ma sì, immagino che lui è il casellato dei tre, no? E quindi sei tu che fai non i piani di gioco perché quelli sono solo di Umberto, tu fai i piani della di casa. cucina e della casa per loro, insomma. I piani di casa. I turni, organizzo i turni. È bello immaginare Francesco tranquillo là, lui che dà i tempi, l'altro che gira avanti e indietro, insomma, scene veramente belle. Però insomma, andando dentro un po' la storia di questi ragazzi è anche bello capire, sono tre ragazzi che non sono di Rovigo, si spostano, devono convivere, non si conoscevano prima, a parte tu e Francesco e Gianmarco, forse No, Gianmarco non lo conoscevamo, nessuno anche dei perché è due. più giovane di voi. È 99, sì. Sì, e quindi non c'è stata occasione di conoscere insomma le esperienze anche questa di Rovigo. Cosa ti piace? Se ti piace qualcosa. No, mi piace e mi trovo bene, è una città piccolina e È come l'Aquila a livello geografico più o meno? un po' più piccolina, sì, credo che Rovigo fa 50.000 abitanti, l'Aquila ne fa 70, però comunque stiamo lì, tutto gira intorno al rugby come era anche all'Aquila e appunto mi sono sentito proprio come a casa. Poi col fatto che comunque l'Aquila è lontana, io torno poco giù, quindi mi sono dovuto adattare, ho fatto conoscenze anche al di fuori del rugby e sono contentissimo, mi trovo veramente bene. Che tipo di conoscenze? Ma altri ragazzi che non ok, giocano no, al perché qua rugby. indaghiamo subito, ma non sei né il primo né l'ultimo, anzi te lo auguriamo, quindi... C'è questa buona tradizione a Rovigo, eh? Ho visto. Anche questo è una qualità, cioè si mette tutto sul piatto, tutte le cose migliori noi le offriamo a chi viene, è un senso di ospitalità. Il meglio di tutto. Assolutamente sì. Allora, Paolo, si è conclusa la prima tranche di Coppa Europa praticamente la settimana scorsa, Petrarca è riuscito a vincere col bonus all'ultimo secondo anche lì in Belgio. Vuol dire che la squadra c'è, il trend positivo di Andrea Marcato è notevole, glielo abbiamo chiesto nel post partita di Rovigo, ha un indice di vittorie che è notevole, le cose stanno andando bene, secondo me è anche bravo a mettere in campo la squadra. E poi ha anche una qualità Andrea Marcato, quando lo intervisti lui è sempre positivo, racconta un sacco di cose, non rinuncia mai, non rifiuta mai nessuna domanda, e poi lo trovo preparato, poi si vede che ha vissuto ad alti livelli. Ecco, questa esperienza europea che abbiamo toccato all'inizio di trasmissione e comunque insomma dobbiamo un po' chiudere anche parlando di questo, ti ha coinvolto nel derby col Petrarca, è ovvio che poi ci metterà di fronte l'esperienza belga. Affascina o in realtà ni? Ma sì, sicuramente sarà una bella esperienza andare lì, credo sia una cosa divertente. Cioè, il concetto trasferta, viaggio, è un qualcosa che piace al giocatore o stressa al giocatore? Cioè giocare con persone che non conosci, non è la prima volta che noi giochiamo con magari squadre che non conosci e poi rischi di perdere o perdi anche. In effetti è una squadra sconosciuta tra virgolette, ho sentito qualche giocatore di Padova e mi hanno detto che loro non avevano trovato nulla per studiare la loro partita. E quindi no, sarà sicuramente una bella esperienza da aggiungere a tutte quelle che ci sono state e non ci mette ansia, diciamo, non ci stressa. Mentre stavi parlando mi veniva in mente un po' un concetto che molti giocatori, diciamo, chiamiamoli isolani, no? Hanno come
rugby, sfruttano il rugby per girare il mondo, per fare esperienze diverse. Questo può essere un tuo obiettivo? In realtà tu sei concentrato sull'aspetto sportivo della tua carriera? Ma in realtà a me non piace molto cambiare squadre, andare chissà dove, sono sempre stato uno che, diciamo, preso una squadra è stato lì, e tant'è che sono stato 3 anni all'Aquila, anche dopo aver ricevuto offerte in eccellenza ho preferito rimanere là. Però sì, vedo tanti giocatori che viaggiano, vanno di squadra in squadra ogni anno e quelle sono scelte, diciamo così. Sicuramente. A te non interessa viaggiare, a te interessa... No, mi piace viaggiare, mi piace vedere altri posti e credo che il rugby ti dia l'opportunità per farlo, e infatti è una delle cose belle questa qua, che viaggi, vedi posti e fai tante conoscenze, soprattutto perché il rugby te ne lascia molte. Però poi, diciamo, cambiare squadra ogni anno secondo me diventa anche un po' stressante, a mio avviso, poi ognuno fa. Marcello è un ragazzo vecchio stampo, mi sembra di capire. Direi proprio di sì. Allora siamo giunti al termine del nostro appuntamento in Rugby House di questa settimana. Ricordiamolo ancora, perché non si gioca sabato, ma si gioca domenica alle ore 15 qui allo stadio Mario Battaglini contro i Medici. Vi ricordo ancora la grande promozione: porta un amico, ogni abbonato avrà la possibilità di un biglietto extra al 50%, quindi al costo di 6 euro. Io ringrazio Marcello per essere venuto a trovarci. Grazie a voi e grazie a tutti, vi aspettiamo domenica allo stadio. E quando hai voglia di lavare un piatto in più, sappi che casa mia è disponibile. Va bene, però tu cucini. Se tu cucini vengo. Ok, chiamo Francesco casa mia. Grazie Paolo di essere venuto qua. Grazie anche a voi, grazie. Buonanotte, ci vediamo domenica, tutti qua. Ciao!